Presieduto dal dottor Fausto Crapanzano, direttore dell'Unità Operativa Complessa della Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, torna Reability AG, importante appuntamento scientifico sulla riabilitazione in programma per il 9 e 10 maggio all'Hotel della Valle di Agrigento. L'edizione 2025 di Reability AG pone al centro del confronto tra specialisti, docenti universitari e primari la salute al femminile. Sono diversi gli aspetti, ha commentato il dottor Fausto Crapanzano, che caratterizzano le sessioni del congresso, con la salute delle donne in primo piano. Tratteremo ovviamente, partendo dall'aspetto della riabilitazione, la prevenzione delle patologie delle donne in età da menopausa e postmenopausa. Affronteremo le problematiche relative alla malnutrizione delle donne durante la terza età, analizzando le conseguenze di una simile situazione, per esempio le fratture, e poi focus su patologie legate a incontinenze e disfunzioni sessuali, disabilità psicologica femminile, un'analisi attenta su come cambiano dal punto di vista della salute i bisogni della donna con il passare degli anni, come prevenire e curare le patologie. Ad arricchire il dibattito ci saranno docenti universitari di Palermo e Catania, responsabili di psicologia di Troina, ospedali primari agrigentini, presidente onorario il dottor Alfredo Zambuto, già primario di riabilitazione ad Agrigento, hanno assicurato anche la loro presenza rappresentanti delle società scientifiche regionali. Il congresso è rivolto ai medici e alle discipline, assegnando ben 10 crediti.